Il dottor Antonio Orione con noi. Buongiorno. E soprattutto per noi Tony torna a trovarci. Sì. Eccolo qua. Buongiorno, si parla ben di macchine, trovato. lui che è una vita che vive in questo settore ancora oggi. Florido, la sua azienda è una delle più importanti che ci sono in quest'isola automobilisticamente parlando. E allora, tornando invece a parlare proprio del comparto più nello specifico, pare che un po' di risveglio ci sia. Sì. Buongiorno a te. Parliamo di risveglio, anche se non ancora stiracchiati, solo risveglio. Diciamo che il risveglio c'è nei numeri ma non nei fatti, nel senso che ormai... E dove ci si conforta allora? Leggendo tanto? No, diciamo che ci si conforta nella speranza che si sia toccato il fondo e che si possa solo risalire. In effetti dice così il detto. Da diversi mesi la domanda è in crescita. Ma rimane una domanda o qualcuno poi... Se ci fermassimo a questa considerazione saremmo tutti più contenti, però il problema qual è? Il problema è legato al fatto che la crescita è leggermente influenzata dagli acquisti dei soliti noleggi. In questi ultimi mesi, sia a livello nazionale che locale, si parla di un più 10, più 15%, il che sarebbe molto positivo, se non altro per i fatturati in generale. Però questi numeri appunto sono inquinati pesantemente dai grossi numeri delle auto a noleggio che vengono acquistate in preparazione dell'Expo di Milano. Sì, ovviamente ci si aspetta milioni dell'Expo di Milano, che non è ancora finito il padiglione Italia e mai finirà probabilmente. Però ci si aspetta milioni di turisti e quindi le aziende di noleggio si stanno preparando per tempo, immatricolando flotte. Questo più 10 è tutto quello che si sono comprati loro? Sì, praticamente poi se andiamo a estrapolare, ad esempio qua la regia ci mostra le differenze del peso dei noleggi. Negli ultimi 3 anni, 4 anni è cresciuto tantissimo, una media del 20% quasi. Non ho avuto tempo di preparare grafici del 2015, ma nel 2015 è cresciuto ancora. La proporzione degli acquisti dei privati, che poi è il vero mercato che interessa a noi operatori, ma i privati siamo noi che acquistiamo, è costantemente in calo. Se potete notare si scende fino a un 62%, vuol dire che 6 macchine vendute vanno al cliente medio, le altre 4 vanno ai noleggi o alle aziende. Ecco, in questa prima fase dell'anno questo 62% è diventato un 55%, quindi di fatto i privati in meno rispetto a quello perché chiaramente le proporzioni sono scese, la quantità è sempre la stessa. Ma il noleggio la quota di aumento è data da questi noleggi. Il noleggio quando compra l'autovettura la paga meno? Cioè, nel senso, sicuramente i noleggiatori pagano le auto meno di quanto le paghiamo noi concessionari, tanto per fare un esempio. Ma perché ne comprano in quantità? Le comprano in quantità e spesso si comprano gli stock in esubero dei distributori, le comprano un po' a saldo, quindi chiaramente vengono agevolati perché smaltiscono i piazzali delle scorte diciamo un po' vecchie. È vero. Questo effetto ha creato questo euforia da più 15, poi in effetti non è cambiato granché, è aumentato. È sempre però un passo positivo sul piano economico, dai. Però comunque diciamo i soldi girano. Altrimenti è tutto negativo, non va. È negativo. È aumentato molto ancora l'usato. L'usato chiaramente lì non è da depurare, l'usato è aumentato l'ultimo mese addirittura del 18%, che è una cifra altissima, però specchio della crisi è anche l'età media degli usati che vengono venduti. Se possiamo mostrare l'immagine, nel giro di 2 anni si può notare come le auto oltre i 10 anni, che sono quelle in arancione, sono diventate la parte preponderante, cioè quindi le auto, se sommiamo quelle da 7 anni in su, stiamo parlando quasi del 60% del mercato dell'usato e proprio macchine che fino all'altro giorno avremmo considerato vecchie, e invece sono appunto il cuore del mercato dell'usato, si fa con le macchine vecchie. Il 4,2% la prima, cioè scusami, il 4,6% quelle sono le macchine seminuove, lo stesso anno, quindi significa chilometri zero, ex noleggi.
quella è la percentuale delle macchine, diciamo, che vengono targate e poi rivendute subito entro l'anno. La torta del 2014 è quel dato. Nel 2014 il dato si è abbassato, sicuramente se venissi qua tra un anno, quando si saranno vendute le auto dell'Expo, vedremo che quel dato sarà magari 1 punto, 2 punti in più, perché chiaramente l'effetto è in un anno successivo. Non ho portato la grafica, però è molto importante sapere che in questo mercato di macchine, diciamo, molto usate, la parte del leone chiaramente non la fanno gli operatori commerciali, ma i privati. Lo sviluppo dei canali di vendita su internet ha reso più semplice la vendita fra privati e praticamente chi ci ha seguito saprà che il mercato dell'usato vale il triplo del mercato del nuovo. Di questo triplo praticamente quasi 2/3 sono venduti tra privati. Sì. Senti, da poco ho letto su un giornale nazionale un'intervista dell'amministratore delegato della Fiat, il quale alla domanda ma dobbiamo essere ottimisti per il futuro, lui ha detto di sì, si stanno creando le condizioni. Lui sicuramente sì, è andato in America. No, vabbè, non è vero, non vediamo. Parlavamo anche del mercato italiano. Lui è ottimista. Teniamo presente una cosa. Come giudichi questa dato che non ho portato, quest'anno in Italia si sono prodotte meno di 400.000 auto. Il mercato mondiale è 100 milioni. L'Italia non è più un paese produttore, siamo credo scivolati al 25° posto dopo paesi di cui non immaginiamo neanche l'economia. Ed eravamo magari fra i 60 eravamo ai primissimi posti, con gli agnelli. Siamo sempre stati nei primi 10, adesso siamo veramente a livello, non voglio fare metafore sportive che poi verrei. Però come paese consumatore stiamo borghi più belli d'Italia, no? Certo. Poi c'è Castelsardo, ma ci danno dei soldi per quelle robe lì? Niente. Ecco, no, l'immagine serve sempre. Sono investimenti per il turismo. Serve sempre. Infatti l'immagine di Fiat splende in patria e al contrario del proverbio non è per niente profeta fuori patria, perché negli Stati Uniti è agli ultimi posti in classifica per la qualità. Tu sei un esperto del settore, come mai questo declino della Fiat, una marca così favolosa? No, il declino è legato. Qual è il declino? La Fiat, tra l'altro, delle marche italiane è quella in minor declino, perché i declini maggiori sono quelli di Lancia e di Alfa Romeo, soprattutto Lancia, che non esiste più se non in Italia. Il problema è la globalizzazione, il resto del mondo si è mossa a una velocità diversa, come in tutti i settori, e noi ci siamo ritrovati così, stando a guardare, limitando gli investimenti in una situazione di differenziale tecnologico importante. Ad esempio, Fiat ancora oggi non produce auto ibride, che sono il leitmotiv della tecnologia. Le hanno annunciate, forse fra 3 anni inizieremo a farle. Quando gli altri faranno le auto che si guidano da sole, Fiat inizierà a fare le auto ibride. Questo sarà sempre al rimorchio. Sony è talmente comunicativo che ha messo lì sul piatto proprio l'argomento del dopo pubblicità. Volevo fare una nota, sempre c'è una grafica ancora da utilizzare. Sì, l'età media delle auto, come le persone, l'Italia è un paese che invecchia, anche le auto seguono evidentemente il trend. Anche se le persone anziane, mi chiamo fuori perché parliamo di over 60, sono in crescita come consumatori, sono ormai una fetta importante del consumo di auto nuove. Invece i giovani che non hanno una lira si comprano le auto vecchie. La media delle auto circolanti è di circa 10 anni, 9,5, 10, tenendo presente che al nord questa media è 6-7. Vi lascio immaginare cosa gira al centro-sud, ma non dovete neanche immaginarlo, basta guardare per strada. Il discorso anche legato al fatto che l'usato costa un po' di più qui in Sardegna rispetto a... ma al di là di questo c'è anche un fattore sociologico. Credo molto. La spesa media per l'auto è scesa tantissimo. C'è una grafica interessante, è un po' piccola, ma insomma qui ci sono le spese medie per beni di consumo principali, si va dalle spese telefoniche, audiovisivi, mezzi di trasporto, sono la curva celeste la più bassa, in rosso potete immaginare che sono i telefonini. E gli ultimi 10 anni, cioè i telefonini non è che siano una novità, però continuano a essere, assieme ai mobili, gli articoli per arredamento,
compra i beni per cui si spende di più, quindi anche questo, ma la gente... Fa un po' ridere però che si spenda così tanto per i telefonini. Sì, è vero la tecnologia, è vero che bisogna essere sempre al passo, però... Soprattutto tenendo presente che è quanto si spende all'anno a testa, cioè in teoria un'auto costa almeno 10.000 euro, un telefono costa un decimo, però come potete notare è schizzato. Ma questa è una follia mondiale, però in tutti i posti, vai in Africa, in televisione tutti con il telefonino. Non è un problema italiano, non è la cultura italica, è la cultura della globalizzazione, tornando ai tuoi discorsi. Comunque, tornando alla grafica precedente, dove l'anziano o comunque l'over 60 mi è quello che spende sull'autovettura, lei sarà il prossimo. Lei sarà il prossimo perché deve, adesso quando ha spostato la lancetta a novembre deve cambiare la macchina. Esatto. Ok? Quindi qui abbiamo tutti i presupposti per far sì che tu possa cambiarla. Grazie. Va bene? Giusto. Ma non gratis. No, gratis non è corretto, No, perché gratis vuol dire il fallimento della domanda e dell'offerta, disoccupazione. Sta scherzando. Da una Panda del 1492 a chissà cosa, poi vedremo. Nel frattempo ci fermiamo. Matteo, Per la pubblicità sta debordando, con il dottor Antonio Orioni, ma per noi Tony sempre, il mitico. E ancora prima Marcello Polastri, perché parleremo di un weekend dove si può fare una bella visita guidata. Sì, Sardegna sotterranea. Tra poco. Nuove tecnologie, perché sono un'altra branca importante. Diciamo che non siamo andati nel dettaglio, però il mercato sta evolvendo perché le case investono. Soprattutto è di questi giorni la notizia che aziende come Apple e Google hanno annunciato l'ingresso nel mondo della produzione di auto, creando un po' di scompiglio. Qualcuno li ha anche sconsigliati, visto che non è un mondo molto remunerativo, forse fanno finta che non lo sia, però comunque 100 milioni di auto vengono costantemente prodotte. E Google è anni che sperimenta e ormai ha realizzato in maniera efficiente e funzionale l'auto che si guida da sola. Anche le altre case lo stanno facendo. Posso essere molto scettico. Adesso guardi. Sì, ma io non... E guardi le immagini. Ma allora, non lo so. Ormai le auto si possono anche il tuo parere da sole, questo. nel senso che sono funzionanti, in alcuni stati sono addirittura omologate per la circolazione. Si guida senza mani, il pilota si fa i cavoli suoi, guarda il paesaggio. Ma che soddisfazione c'è per guidarsi? A parte questo, in bicicletta questo è il solito falso mito. L'espressione del figo, no? In bicicletta senza mani. Cioè, l'auto è un mezzo di trasporto per il 90% dei casi, per un 10% può essere divertimento, ma sulle strade di tutti i giorni non è che ci si diverte a fare caso ufficio. Certo, io non dico di sgommare, però anche solo il fatto che sei tu. Ma cosa devo fare io? Calcare dei bottoni? Nulla, uno sale, dice dove deve andare e l'auto... andare a Cagliari, come si l'auto che collega, c'è un video dove dici imposti la strada che vuoi fare, cioè punto di arrivo, e anche puoi scegliere anche il percorso, poi l'auto guida, accelera, frena, segue i segnali stradali, vede i pedoni, fa le retromarce, si parcheggia, cioè fa tutto quello che farebbe un autista. Non è fantascienza. Tu sei turista è realtà. sulla tua macchina. È una realtà, ma tu l'hai... Allora io 10 anni fa... dico, sei turista sulla tua macchina. Sì, ma è molto meglio. Io 10 anni fa guidavo questa macchina qua, una delle prime che ha avuto il sistema di parcheggio automatico, cioè con la macchina che sterza e si parcheggia, tu devi soltanto frenare e accelerare. Poi alla fine per parcheggiare soltanto lo usi veramente solo se hai il torcicollo, ma poter fare un viaggio senza lo stress della guida è molto pratico. Chiaramente a noi sembra fantascienza, ancora ci sono clienti che vogliono togliere i dispositivi di sicurezza. Questo è un dispositivo di estrema sicurezza, perché il computer non dorme, non ha colpi di sonno, non si ubriaca. Sicuro, però dico, vedo nelle immagini che comunque c'è il guidatore o il turista nel lato guidatore che un pochino, magari anche lui ci viene voglia, certo, però se tu stai tornando a casa dopo una cena e hai bevuto troppo e imposti portami a casa, io sinceramente non comprendo. Domani i tassisti di tutto questo, i tassisti potrebbero rimanere un po'. Già sono preoccupati di Uber, figurati di una macchina che guida da sola. Verrebbero tagliati fuori. Ma ad esempio anche soltanto fare una gita di Pasquetta e ritrovarsi nel traffico, che bisogno c'è? Tu puoi chiacchierare, telefonare, parlare con i tuoi figli o con tua moglie. Le forze dell'ordine sono abituate, mi sa di no, perché se vedono uno che sta parlando col telefonino, però la macchina gli guida da sola, dice questo viene tutte le case principali, BMW, Toyota, Audi hanno tutte presentato
il Volvo che è sempre molto avanti in queste cose, la Nissan anche, quasi tutte le giapponesi, tutte le tedesche hanno presentato, ma non come curiosità, come dato di fatto, quindi, quando cosa testate funzionata da decine una domanda, il mercato di quando partirà di queste auto secondo te? Ancora sono in fase sperimentale? No, la sperimentazione è finita. Adesso si sta sono aspettando che i vari paesi, i vari stati approvino la circolazione di queste vetture. In alcuni stati degli Stati Uniti, dove Google è molto forte, tornando al discorso che le aziende che investono in tecnologia di comunicazione sono molto ricche, hanno già previsto la possibilità di utilizzarla. Qui stiamo ancora a parlare. Sono ancora in commercio. No, in Italia non ancora, perché non possono circolare. Sì, le vendono. Le vendono dall'altra parte del mondo. Per quello che Google ha detto, noi abbiamo fatto, voi avete visto la Google Car che è fatta sulla Prius, un'auto che era, essendo già cablata come un computer, si poteva utilizzare in questo modo. Google ha detto, vabbè, adesso abbiamo usato le macchine degli altri, poi inizieremo a produrle direttamente noi, perché comunque saranno dei computer con le ruote, cioè questo è il concetto. Oggi le auto si possono acquistare con sistemi, come ho già detto. Si fa fatica a far capire all'acquirente questo tipo di meccanismo che poi alla fine è più valido della C'è un video che ho mandato a Fabio che mostra come funziona un sistema di frenata assistita, è molto scenografico, fa vedere una colonna di auto che praticamente si guidano da sole, perché ormai le auto sono anche di serie su tanti modelli, hanno dei dispositivi radar, riconoscerete il pilota. No, non l'ho riconosciuto, non ci ho fatto caso. È un noto attore hollywoodiano. Senti, possono sorpassare altre Mach con tranquillità? Com'è? Praticamente tu imposti un sistema tale per cui l'auto riconosce la velocità di quella che la precede e la segue alla stessa identica velocità, senza che tu devi solo preoccupare di tenere lo sterzo dritto, in questo caso perché questa macchina si guida ancora col pilota, però la velocità e la direzione è data da un sistema che controlla la traiettoria e la velocità di quello davanti a te. Infatti qui vediamo gli Stanton che scendono dalle varie macchine che hanno impostato con questo sistema e tutte seguono la prima macchina alla stessa velocità, cioè in teoria si potrebbe fare un convoglio già allo stato attuale con un solo guidatore e tutte le macchine dietro tipo trenino, perché questo è il concetto. Questa cosa si può già ottenere, cioè io le vendo le macchine, questi dispositivi seguono la prima che è guidata, la prima è guidata, ma il pilota non ha le mani sul volante perché seguono il camion. A un certo punto si vedrà che il primo mezzo frena e i cruise control adattivi, così si chiamano, frenano anche loro, frenano la macchina. Il pilota della prima macchina intanto si è messo una benda in faccia. Sì, perché lo sterzo viene solo corretto in questo caso, seguendo le linee che ci sono tracciate sulla strada. Se per caso la macchina va un po' storta, si raddrizza da sola. La controlla poco. Si raddrizza da sola. E nel caso di frenata improvvisa, siccome il computer reagisce più velocemente di un uomo ci mette un secondo a premere il pulsante, in un secondo si fanno magari 20 metri a una certa velocità. Qua invece automaticamente la macchina riconosce col radar che l'auto davanti sta frenando e frena prima di quanto lo faresti tu. Cioè, ragazzi, tutte frenano, tutte e dentro non c'è nessuno. Alla stessa distanza tra quindi sono frenate. Precise. Sono sollecitate e frenano immediatamente anche loro. Frenano da sole. Quindi le case stanno investendo in comunicazione per spiegare all'utente medio che è meglio affidarsi al sistema automatico che alla reattività umana. Il pilota sappiamo che insomma può succedere di tutto. Ci sono piloti buoni e piloti meno buoni. Nell'auto basta un colpo di sonno, una distrazione, una mosca e non ti accorgi. Adesso tutto questo riportato, ovviamente sembra veramente fantascienza come diceva il Presidente Mameli, riportato però alla praticità. Tu da qui a quanto pensi che questo tipo di automobili questo sistema in Italia, perché poi in Italia, certo, il mercato adattivo e la frenata automatica già sono di serie su tante vetture in Italia. E qualcuno dicevi però prima li fa disinnescare. No, questo magari no, perché adesso sono sulle vetture alto di gamma, si presume che il cliente alto di gamma abbia un po' di cultura sotto questo profilo e riconosca l'innovazione.
Il vantaggio qual è? Tu stai guidando, metti il cruise control, imposti 100 all'ora. Sì. Prima, se davanti la macchina frenava, tu dovevi frenare, sì, poi ripremere il pulsantino e la macchina riaccelerava. Adesso automaticamente la macchina rallenta e riaccelera da sola in base al traffico che si sta verificando. Ma cosa fa? Una benzina come? No, però se ti distrai frena lei, cioè questo è bellissimo. Ma benzina a gasolio quello non c'entra niente. No, è un sistema radar, cioè un radar che di fatto controlla la distanza degli ostacoli, addirittura rilevano i pedoni. Cioè abbiamo un minuto per capire in realtà quello che ti ho chiesto, se nel mercato italiano si riusciranno poi a convincere i più, quelli che hai detto che nella fascia del mercato sono quelli che spendono di più, lì, cioè quelli di over 60. Lì è una scelta coraggiosa. Quando una casa dice te lo do di serie anche se costo di più di chi non ce l'ha di serie, vuol dire che ci crede nel fatto che ci sia una certa intelligenza nel comprendere. Ma saranno queste le macchine del futuro? Cioè solo queste, quelle che si guideranno da sole? No, che si guideranno da sole non so quando, però con i sistemi semiautomatici di guida sì, perché sono cose che aiutano tantissimo la sicurezza. Cioè stiamo sempre a parlare di piacere di guida, si dimentica dei morti. Io lo ricordo sempre. Certo. In auto, a piedi o in moto ci si fa molto male, quindi se c'è qualcosa che evita questo siamo tutti più contenti. Certo, la tecnologia a supporto della sicurezza è credo il migliore investimento, anche perché sennò non avrebbe senso. La tecnologia non serve solo per giocare al videogiochino figo piuttosto che avere il telefonino che ti serve per essere connesso col mondo, serve per praticamente salvarti la vita in questo caso. Certo, ricordiamoci sempre che ogni giorno muoio un paio per questo anche più di un paio, alla sarda però. Un'estate da incidenti. Ringraziamo il dottor Antonio Rione, Tony, per noi per questo bel full immersion nel mondo dei motori e del mercato automobilistico, che tornerà sicuramente qui in questo programma I Due di Venturi e su questa rete Sardegna 1. Grazie Tony, grazie a presto. Noi domani torneremo alle 8 puntuali, le repliche le sapete, stasera sul canale 272 Sardegna 3 alle 21, a luna di notte canale 19 Sardegna 1, e grazie alla squadra come sempre, Cristian Manca, Gigi Perra, Stefano Perra, DJ Fabietto, grazie al presidente Mameli. Cambiato, caro amico. A domani alle 8, cari venturiari.